Allora un vecchio oste domandò: «Parlaci del mangiare e del bere». Ed egli disse: «Vorrei che poteste vivere del profumo della terra e che la luce vi nutrisse in libertà come una pianta. Ma siccome mangerete uccidendo e ruberete al piccolo il suo latte materno per estinguere la sete, sia allora vostro un atto di adorazione. E la mensa sia un altare sul quale i puri e gli innocenti dei campi e delle foreste si immolino alla parte più pura e più innocente che vi è nell'uomo. Quando ucciderete un animale, ditegli in cuore: dal medesimo potere che ti abbatte, io pure sarò ucciso e consunto, poiché la legge che ti consegnò nelle mie mani consegnerà a me in mani più potenti. Il tuo sangue e il mio non sono che la linfa che nutre l'albero nel cielo. E quando mangerete una mela, ditele in cuore: i tuoi semi vivranno nel mio corpo, e i tuoi germogli futuri fioriranno nel mio cuore, e il mio respiro sarà la tua fragranza, e noi godremo insieme in tutte le stagioni. Quando d'autunno coglierete dalle vigne l'uva per il torchio, dite nel cuore: io pure sarò vigna, e per il torchio sarà colto il mio frutto. E come vino nuovo sarà ottenuto in botti eterne. Quando d'inverno spillerete il vino, per ogni coppa cantate una canzone, e in questa ricordatevi dei giorni dell'autunno, della vigna e del torchio. Khalil Gibran Khalil, il profeta.